Ciao napoletani, se amate il Napoli con tutto il cuore premete il tasto mi piace e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Novità dalla nazionale, Spalletti potrebbe convocare un altro giocatore del Napoli. Dopo quanto accaduto nel pomeriggio in tema di scommesse calcio, Zaniolo e Tonali hanno lasciato il ritiro della nazionale. Il tecnico Luciano Spalletti dovrà convocare il giocatore del Napoli. Nel pomeriggio è trapelata la notizia che, dopo Fagioli, il centrocampista della Juventus che ha ammesso di aver scommesso sulle partite di calcio, si sono aggiunti anche Zaniolo e Tonali. Le due squadre sono state fermate dalla polizia nel centro di Coverciano, dove si allena la squadra azzurra. Dopo un colloquio alla presenza del capodelegazione di Buffon, entrambe le donne hanno lasciato il ritiro della squadra. L'allenatore italiano Luciano Spalletti, quindi, dopo la partenza dei due giocatori del Newcastle e dell'Aston Villa, convocherà l'esterno del Napoli. Politano nella selezione sostituisce Zaniolo. L'esterno offensivo del Napoli, Matteo Politano, è sempre stato tra i migliori della squadra partenopea fin dall'inizio della stagione. Dopo le convocazioni contro Macedonia e Ucraina, ecco la seconda occasione per l'attaccante napoletano. Politano raggiungerà i compagni a Coverciano prima di partire per la gara contro Malta, in programma a Bari allo stadio San Nicola venerdì 14 ottobre. Oltre alla sfida contro Malta, Politano avrà anche l'occasione di sfidare l'Inghilterra, in quella che sarà la partita chiave del girone di qualificazione a 2024 euro. Oltre al napoletano Politano, sarà convocato anche Samuele Ricci, torinese. In sostituzione di Sandro Tonali. Ditemi, napoletani? Politano merita la convocazione in nazionale? O no? Lascia il tuo commento e iscriviti al canale, perché è molto importante per il nostro club che ci sta a cuore. Forza Napoli!